Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, proviamo a giocare una partita amichevole in modalità Blitz. Proviamo a sfidare, sempre con l'account di Mattoscacco, qualche avversario a 3 minuti. Vediamo chi gioca, facciamolo senza punti e lanciamo la sfida più infinito meno 400. L'ero dell'account è 1964, vediamo chi accetterà. Adesso ancora una volta possono accettare la sfida persone da tutto il mondo, ci hanno accettato e hanno giocato E4. Dopo E4 giochiamo D6. Proviamo a giocare la Philidor. Qualcuno sa dirmi qual è questa bandiera? Io non saprei dire che nazione è, potrei sparare a caso. Etiopia. Ok, io adesso non lo sapevo. Ok, ci hanno giocato D4, a questo punto gioco cavallo F6. Non deve essere male cavallo F6. Ora hanno giocato alfiere D3 difendendo il pedone. Va bene, E5. Sto giocando una difesa a Philidor. Non so quanto sia buona, ma voglio giocare uno schemino. Ora voglio svilupparmi velocemente, poi magari cavallo D7, C6, ora sosteniamo il centro. È uno schema un po' passivo, però se qualcuno vuole provare a giocarlo è molto facile, no? Si gioca sempre nello stesso modo, torre 8, alfiere F8, ora magari il cavallo, oddio, questo ci vuole assaltare. Che cosa dicono i manuali? I manuali dicono che di fronte a un attacco sull'ala bisogna reagire al centro. Il nostro avversario secondo me sta esagerando un po', sarebbe bello vedere una rottura centrale. Qua da manuale dovremmo guardare se la spinta in D5 funziona. Se lui cattura in D5 voglio spingere in E4, se lui cattura in E4 cavallo per E4, andiamo, il dado è tratto. Quindi la rottura nel centro speaks for itself, speriamo che parli bene da sé. Ok, D per E5 a questo punto potremmo giocare sia D per E4 sia cavallo per E4, anche D per E4 suona bene perché su E per F6 posso giocare cavallo per F6, la forchetta rimane. Cosa giochiamo? Allora cavallo per E4 mantiene la posizione un po' più chiusa, D per E4 mi tenta molto. E facciamola, no, a questo punto. Ormai il dado è tratto. D per cavallo per, speriamo poi di non pentircene in futuro. Che magari gioca una mossa come G5, no? E poi siamo nei guai, però siamo qui anche per divertirci. Effettivamente se gioca G5 non so bene come continuare, ma non l'ha fatto. A questo punto potremmo cambiare le donne o prendere in F3, prendo in F3 così se cambia le donne si autoinchioda. Probabilmente la combinazione che ho fatto prima è sbagliata, ci sto ripensando, ma ormai penso che abbia sbagliato e quindi la situazione è abbastanza rosea per noi. Che alfiere per F3, ora il centro è aperto, non abbiamo materiali in meno, avremo solo meno tempo tra poco, ma ormai questa è una cosa a cui siamo abituati. Allora, cambiare le donne o non cambiarle? Questo è il dilemma. Proviamo a mantenere le donne in gioco, no? Che ne dite? Proviamo a giocare magari alfiere C5, no? Sembra divertente. Alfiere C5, alfiere E3, ora giochiamo donna B6, mi aspettavo cavallo E3 per provare ad arroccare, ora attacchiamo B2, non dovrebbe essere male tutto questo, donna E2, ok, a questo punto giochiamo, non so, alfiere E6, la posizione è di mio gradimento, se prende in C5 prende in C5, non può arroccare lungo perché prendiamo A2, è sempre poco tempo, però anche questa è una cosa a cui siamo abituati, che ha arroccato lungo, ma un pedone non era un pedone. Capite? Se offrono un pedone così su un piatto d'argento non si può non prendere. Poi dopo magari torniamo in B3, lui ha perso un pedone vitale dell'arrocco. Quindi vediamo se funziona, che ha giocato alfiere per C5, ora dovremo prendere. A questo punto il mio piano sarà alfiere B3, donna A5, donna A1, donna D2, che è alfiere B3, attaccando la torre, ora donna A5, donna A1. Il pedone, oltre che essere un asset nel finale, che è importante perché difendeva il suo re. Ora come fa a salvarsi adesso? Ora la situazione è tutt'altro che rosea per il nero.
Come fa a parare il matto? Forse deve sgomberare la casa in D2, ma noi possiamo occupare la colonna D, a parte che ha la torre in presa. Sì, davvero le cose per il nero si stanno mettendo male, male, molto male. 39 secondi contro 1 minuto e 02, però probabile che se non ci sono errori i giochi siano finiti. Vediamo cosa succede adesso. Potrei giocare donna 1. Non so davvero che risposta. Torre per E8, torre per E8, mantenendo lo status quo. Ora questa continua a essere la minaccia, una semplice ma mortale minaccia, perché non si vede una difesa, che è donna di 4. Vediamo come continuare. Check. Poi prendo un pedone, donna per B2 o donna E1 anche. Ma donna per B2, un pedone, re di 3, a questo punto donna C2 dovrebbe concludere la partita. Donna C2, scacco matto. Ok, è andata bene. Andiamo a fare un'analisi per vedere che cosa è successo? Facciamo l'analisi e vediamo quanti errori ci dà il computer. Allora. Ah no, l'analisi non dice quanti errori abbiamo fatto. Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, vediamo soprattutto se la combinazione era corretta qua. Ok, questa è l'apertura, quindi il motore non è molto... Cioè, ovviamente preferisce sempre il bianco perché è un'apertura secondaria. G4, qua D5 si è buona. Oppure anche addirittura presa e cavallo per E4 per poi inchiodare l'alfiere. Sì, anche questo è un'ottima arma, perché se poi difende il cavallo e l'alfiere è inchiodato e nero vince. Sì, questo era ancora meglio. Ho giocato D5 che va bene, comunque sempre reazioni al centro. Su D per E5, ecco, cavallo per E4 era più facile, ma a prova D per E4 e per cavallo per qua mi era venuto un momento la paura di G5, ma dovrei avere una qualche scoperta, per esempio qua su E per D3, G per F6, per esempio qua in modo impassibile il motore continua a giocare, per esempio alfiere per F6, dice una variante, alfiere 3 B5, una cosa che non capisco. Ah, vuole giocare posizionale con un pezzo in meno. Alfiere di 6 mi sembra un po' più umana, no? Alfiere 3, donna per F6, e qua abbiamo un pezzo in meno ma un grandissimo compenso. Certo che essere nei panni di chi ha sacrificato senza qualcosa di tangibile non mi piace molto, però era giustificato. E in realtà mi ero dimenticato di G5, no? Però per fortuna tutto funzionava. Diciamo che più semplice cavallo per E4 sarebbe stato meglio senza calcolare nulla, no? Però qua, come ho detto, bisogna anche divertirsi. Quindi di per cavallo per F6, ho giocato alfiere 2, ora il mio gioco è molto facile. Ho preso in F3, se cambia in D8 alfiere per D8 e poi perdo un pezzo. Ho giocato alfiere per, alfiere C5 scoperta. Ora se avesse giocato cavallo E3 per arroccare avrei giocato donna C7. E qua starei meglio, alfiere 6, torre di 8, un buon ottimo gioco. Poi alfiere 3, donna B6, attacco B2, donna E2 e ora continuo lo sviluppo, no? E ora è vero che arroccare, lui non sa cosa fare con il suo re, ma arroccare lungo accelera la sconfitta perché prendo in A2 e davvero no, alfiere B3, qua ha dei grandissimi problemi, lui prende, io prendo, alla donna in presa, e qua dopo donna D2, alfiere B3 anche il motore non vede difesa alcuna, no? Perché dopo donna A5 non può fare nulla. Ha cambiato le torri, ha provato a sgomberare la casella, se gioca donna di 3 per parare lo scacco comunque dovrebbe perdere, perché poi do scacco e poi prendo la donna, o meglio prendo la donna e poi do scacco matto. Non avevo visto quest'ordine, stavo pensando di guadagnare la donna. Vabbè, dopo donna di 4 sto matto, donna per B2, pedone un pedone, e qua vinciamo a pancia piena. Quindi partita interessante dove ho provato la Philidor, un'apertura, uno schemino interessante che potete provare, spero che vi vada bene, speriamo di vederci presto con altre prossime partite.